Appuntamento con un pizzico di Radio Chef. Ciao Maria, in studio con me. Buongiorno a tutti, ben ritrovati in studio, perché dopo esserci incontrati in queste ultime giornate proprio dal vivo, anche ritorniamo a scoprire le ricette dei nostri ascoltatori. Grazie naturalmente a tutti quelli che sono venuti a salutarci e a portarsi a casa la brochure dei Firuli Doc. Se voi non siete riusciti ad accaparrarvela in quella situazione, ne abbiamo ancora poche, però potete provare a scriverci al 338 611 6060 per averne una copia. Oppure vi ricordo che la trovate online sul nostro sito radio.0.it. Però devi sapere, Maria, che sono passati tanti protagonisti di questa nostra brochure a trovarci. Una ve l'abbiamo raccontata la scorsa settimana e questa volta invece andiamo a scoprire la ricetta di Claudia Pavoni, che ci ha preparato la sua mostarda di zucca citrina proprio live. Vediamola e sentiamola. Ben trovati cari amici di Radio Chef. Oggi abbiamo preparato un bellissimo mini show cooking qui proprio dalla loggia del Lionello, dove c'è il nostro stand, perché è venuta a trovarci una delle protagoniste della nostra magazine dedicato a Friuli Doc, la nostra raccolta di ricette. Lei è Claudia Pavese, viene dalla Tisana, ma ci siamo incontrati anche a Pordenone in occasione di Orto Giardino con la sua ricetta, che è la mostarda di zucca citrina. Una ricetta che devo dire tanti ci hanno chiesto: ma questa varietà di zucca, ma come è nata questa idea? Perché la nostra Claudia è anche agronoma, quindi questa sua passione proprio per la natura, per i fiori e per le piante, alla fine l'ha voluta mettere anche in cucina. È vero, Claudia? Sì, lavorando nelle ispezioni biologiche ho trovato nella zona del Mantovano questi agricoltori avevano tantissime varietà di zucche e mi hanno spiegato che una volta la povera gente sfruttava queste piante che producono piante così generose facendo la mostarda, perché è dolce, perché la accompagni con tutto, e quindi come da noi la polenta, per loro era un cibo importante in cucina. Anche perché questa zucca, scusami ti interrompo per spiegare che è una zucca particolare, molto grande, difficile da trovare, assomiglia all'anguria, infatti si chiama citrina o anguria del Siam, è abbastanza voluminosa. Dentro la pasta è bianca con i semi color rosso mogano, e quando la tagli non è tanto dolce o profumata, sa proprio di niente, come la parte bianca dell'anguria. Però quando viene tagliata, lasciata macerare con zucchero e limone, si insaporisce, quindi viene cotta il giorno dopo, si aggiungono i profumi, chiodi di garofano, zenzero, l'essenza di senape, e si crea così quel piccante per fare la mostarda. Benissimo, che tu prepari con tantissima cura e anche hai delle indicazioni sui piatti con cui si accompagna meglio. Sì, ecco, in genere poi la regalo a Natale agli amici, perché è bello preparare il vasetto. Io comincio a novembre e ovviamente, essendo grosse, 4-5 kg per volta, le fai velocemente. E poi l'accompagno col gorgonzola sul cracker non salato, e sta benissimo questo formaggio morbido con il piccante, diciamo, della mostarda. Sta bene con la brovada e col musetto, sta bene con i salami grassi, la soppressa, anche il salame cotto nell'aceto sta bene vicino, così come usano gli inglesi chutney che ha quell'agrodolce, ecco. Però va bene anche sullo yogurt, per esempio lo yogurt greco, o se bambini per fare la merenda, non è una marmellata e non diresti mai che è zucca. No, infatti, ma facci vedere come per esempio prepari un crostino, in modo che riusciamo anche a cogliere proprio la consistenza di questa mostarda. Infatti non sembra zucca. Esatto, infatti deve rimanere come nella confettura, perché marmellata, confettura, mostarda, vediamo se riusciamo a riprendere proprio dal vasetto. Sì. Rimangono proprio i pezzettini sodi, traslucidi, molto, diciamo, profumati, che vanno distribuiti sul cracker. Se poi c'è il burro, la ricotta, insomma un formaggio che lega, rimangono anche, ma anche niente, insomma. Cioè, anche semplici così, sì, sul mais. Anche così, sì. Io vorrei proprio provarla, così vi dico in diretta se è buona. Aspettate. È buonissima. Quanto ci metti a prepararla? Ma neanche un'ora.
3-4 kg. Certo, il giorno prima hai la preparazione, fai le fette, devi pulire i semi e tagli tutto a dadini, quindi si perde parecchio tempo la sera, però diciamo anche il costo è veramente limitato, perché se le trovi non è che costano tanto al chilo, ecco. Beh, tra l'altro è anche una di quelle ricette che permette di utilizzare tutte le varietà di zucca, no? Non soltanto quelle più note, saporite, ed è anche un po' quello che vogliamo far passare come messaggio. Provate, sperimentate tutto, no? Esatto, poi la zucca è un ortaggio biologico proprio perché non ha bisogno di grandi trattamenti, si ingrossa, cioè quest'anno c'è stato un problema per l'acqua, però io mi fornisco in Veneto, perché qua c'è qualcuno che ha cominciato con i primi semi a regalare, infatti io ne ho tanti semi, spero che qualche orticoltore le metta in produzione, perché bisogna seminarle in aprile e poi raccogli adesso. Beh, abbiamo lanciato anche questo appello. Chiudiamo perché devi sapere, Claudia, che io e la mia collega Maria amiamo tantissimo la cucina con dentro un po' di tutto. Abbiamo anche la nostra Fiorella, sempre della radio, che ha un bellissimo giardino e orto, e lei ci mette nei piatti tutto quello che trova, quindi cucinare con i fiori, cucinare con le piante, ovviamente conoscendone l'utilizzo e quelli commestibili, è sempre una buona idea. Ma devo dire che quasi tutti i fiori sono edibili, poi ci sono situazioni in cui o la foglia o il tubero o insomma possono essere pesanti, contengono sostanze che magari cotte, un po' come i funghi, vanno eliminate. Però se vuoi mangiare fiore fresco che dà quel tocco così, non quelle vitamine, chissà cosa, ma dà quel tocco un po' originale, quel pizzico come il sale, come il sugo di limone in un piatto. Oltre al fatto che è l'occhio che ti dà allegria, perché una solita insalata più un nasturzio, un garofano, una margherita dentro o viole, io mangio un sacco di viole o grappoli di glicini anche, ti sembra di essere un'ape. È vero, è bellissimo. Di essere un'ape, perché ti rimane così in mezzo ai denti il fiore che sgrana occhi. Beh, nelle insalate, ma anche nei risotti, quindi come abbinamento finale. Allora anche cotto. Io per esempio faccio le fragole e la rosa, i petali di rosa nel risotto, mi piace, sì, perché va anche cotto. Ma se no le insalate fresche con i germogli oppure i fiori, insomma, sono buonissime. Buonissime. Allora Claudia, noi ti ringraziamo, aspettiamo di ritrovarti con un'altra ricetta. Grazie per questa mostarda di zucca citrina, e allora provatela anche voi, venite a ritirare il nostro magazine di Friuli Doc. Per chi non è riuscito ad averlo a Friuli Doc, lo troverete comunque anche se passate in Barcolano, oppure vi basta scriverci un WhatsApp al 338 611 6060. Grazie Claudia. Ciao. Eccoci, ti è piaciuta? Era molto buona, sai, quella mostarda ho di visto zucca che l'hai citrino. assaggiata. Sì, ci siamo divertiti. Sono venuti in tanti poi ad assaggiarla, è stato divertente. Insomma, sempre piacevole incontrare i nostri ascoltatori. Deve essere interessante come gusto, anche poi avete raccontato dei fiori, del fatto che noi amiamo molto anche includere tanti ingredienti magari diversi nelle nostre ricette, ed è questo anche il bello di scegliere tutti gli ingredienti da inserire, anche il bello di scegliere le ricette che proprio abbiamo selezionato per questo appuntamento con la brochure di Friuli Doc. Intanto grazie a Igor da Milano alla regia video che ce la sta mostrando anche direttamente dal nostro sito radio.0.it, dove trovate il bannerino con tutte le ricette, tutte le pagine della brochure, e la stiamo sfogliando insieme, quindi direi che è molto più semplice adesso trovarla. Esattamente, proprio così, Maria. Invece da Friuli Doc, dove si assaggia un po' veramente tutti i sapori della nostra regione, ci porti in montagna e poi parliamo dell'ortaggio che rappresenta settembre-ottobre. Vuoi partire dalla montagna subito con un bel percorso, che dici, nella bella Sappada, perché continua il nostro tour anche in questo mese di settembre, perché in questo mese di settembre, come vi dicevamo, scoprire la montagna è ancora più bello, perché ti regala quei colori, quelle immagini che magari d'estate non è così semplice
semplice trovare, mentre adesso andando verso anche il cambio di stagione si fanno molto più intensi. Andiamo a scoprire un percorso anche abbastanza semplice, un percorso magari medio questa volta. Ecco, partiamo da qui perché le escursioni anche che vi propone il sito sappadadolomiti.com sono veramente tantissimi. Questo ha una difficoltà, come vi dicevo, media, è il Passo dell'Arco, anello del Col dei Mughi, ha una durata di circa 2 ore e 30 con 1907 metri di dislivello. Dal ponticello alla confluenza del Piave con il Rio Siera sotto Borgata Bach ci si inoltra lungo il sentiero 316 in direzione del Passo Siera. Dopo circa un'ora e mezza di cammino si prende il sentiero 317 sulla destra, si oltrepassa il Rio Siera e dopo circa un'ora si raggiunge il passo. Ritorno lungo lo stesso percorso oppure seguendo il sentiero numero 317. Anche questo lo trovate, vi ricordavo, sul sito direttamente di Sappada ufficiale, oppure se volete prendere il versante nord vi propongo anche i laghi d'Olbe. Questa è una passeggiata di circa 3 ore, da un'ora e mezza invece se partite da Sappada 2000, e dalla borgata Mulbach si prende la strada che risale la Val d'Olbe costeggiando anche il torrente. Poco prima della stazione d'arrivo degli impianti di Sappada 2000 si intraprende il sentiero lungo il Dosso sulla sinistra, un percorso semplice ma molto molto interessante questo qui. E poi dopo la vostra passeggiata, dopo aver scoperto tutta la natura che circonda Sappada, io vi consiglio anche un bel giro in centro per scoprire proprio i prodotti della tradizione della gastronomia sappadina, che è veramente ricchissima, e per godervi anche il relax della natura c'è il ristorante Baita Pista Nera con il suo menù veramente molto molto ricco. Ad esempio vi propongo i gialletti freschi con polenta, dato che adesso è periodo di funghi, sono sul menù e quindi li potete scegliere, oppure il prosciutto crudo San Daniele, che abbiamo scoperto da vicino anche in queste giornate di Friuli Doc. Ma insomma, le ricette sono tantissime, calde, fredde, piatti da condividere, troverete tutto direttamente anche sul sito baitapistanera.it o direttamente se andate anche in Borgata Palù 98 direttamente da loro. E poi invece, per portare a casa un po' di gusto di Sappada, c'è la gastronomia alimentari Cardis. Anche qui per una passeggiata potete già farvi preparare il pranzo al sacco, loro preparano cose come a casa da portare direttamente con voi, quindi sono cose della tradizione, ingredienti della tradizione che potete utilizzare anche per farvi il vostro pranzo al sacco, oppure per preparare le ricette della tradizione sappadina a casa vostra. La gastronomia alimentari Cardis vi aspetta proprio nel cuore di Sappada. E per chiudere anche ancora un nostro pranzo, una nostra cena, o per portare un gustoso regalo direttamente ai vostri amici più cari, c'è l'amaro di Sappada che trovate presso l'Alimentari Cecconi. Vi faranno fare anche un buon assaggio, specialità tipica originale da antica ricetta sappadina, è veramente il fine pasto perfetto per concludere ogni vostro anche incontro con amici, parenti o con chi amate. Li trovate in Borgata Bach 176 direttamente a Sappada, quindi andateli a trovare e fateci sapere anche se vi è piaciuto il nostro amaro di Sappada. Noi intanto la bottiglia sta andando avanti qua, vedremo come arriveremo anche a fine edizione, se l'avremo gustata tutta, insomma. Benissimo Maria, insomma è un viaggio interessante anche questo tra le montagne che noi amiamo moltissimo, che vi invitiamo sempre a visitare. E allora siamo alla metà di settembre, i colori insomma cominciano a virare un po' sul giallo e l'arancio, anche se ancora abbiamo gli ultimi giorni d'estate fino al 21 di settembre, noi non vogliamo mollare. Non ne lasciamo nessuno indietro. Però a Friuli Doc abbiamo già avuto degli assaggi molto buoni di autunno anche. Di autunno e di zucca, ovviamente. Esatto, di come zucca. Abbiamo visto, la zucca, diciamo, è l'ingrediente principe di questa stagione che va verso l'autunno, e se ne trovano veramente di tantissime varietà, come ci ha raccontato Barbara. Ma i nostri amici di Affila Utensili Natisone hanno voluto darci anche il loro consiglio per preparare la zucca al meglio. Infatti, per le tante ricette che trovate anche direttamente sulla nostra brochure, dagli gnocchi di zucca, ma anche molto interessante, una torta di zucca con cannella e gocce di cioccolato che troverete sulla nostra brochure, senza glutine e senza lattosio. Ricordatevi che per preparare la vostra zucca, soprattutto se ha una buccia molto, diciamo, spessa, andatela a tagliare prima a metà per avere più stabilità, poi per andare a realizzare i vostri spicchi, e poi andate a togliere prima la parte interna ricca di filamenti e di semi, la andrete a eliminare, e poi andrete a eliminare la scorza e anche quella parte bianca che non deve essere utilizzata direttamente nelle ricette. Poi, se la volete lessare, ricordatevi di cuocerla in pochissima acqua, perché ne contiene già tantissima e quindi basta fornire l'umidità necessaria alla cottura. Mentre se volete utilizzare la zucca al forno, andatela a tagliare
a pezzetti e la riporrete direttamente sulla teglia con carta da forno e la cuocerete a 180 gradi fino a che non si sarà asciugata. Questi consigli dei nostri amici di Affila Utensili Natisone, che vi ricordo trovate sempre sulla strada Cividale Oleis presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, non si sono mossi da lì e vi aspettano per rispondere a tutte le vostre domande e a consigliarvi sempre l'utensile più adatto per ogni vostra preparazione in cucina e non solo, in ogni angolo della casa, dell'ufficio, del vostro ristorante, perché si occupano anche di campi più specifici. Andateli a trovare anche sul sito affilautensili.com. Benissimo Maria, e allora è tutto direi per un pizzico di Radio Chef dopo questo pizzico di zucca di autunno. E di autunno, assolutamente. E invece noi torniamo domani sempre alla solita ora, quindi mi raccomando non mancate, ma continuate a mandarci le vostre ricette. Ricordiamo i consueti metodi tradizionali, ma per chi ha anche trovato in giro la nostra brochure di Friuli Doc c'è ancora un modo in più. Sì, perché potete mandarceli tramite la mail radiochef@radio.0.it e poi come vedete anche sulla nostra diretta video c'è l'ultima pagina della brochure con il modulo già pronto, già compilato, o potete inviarcela anche attraverso una foto se la volete scrivere direttamente lì, oppure sul QR code troverete anche direttamente il nostro sito dove troverete il form per compilare direttamente la ricetta online. Quindi i metodi li avete tutti, potete continuare a seguire le nostre puntate per rimanere sempre aggiornati con le ricette degli ascoltatori qui a Radio Chef. Ciao a tutti! Ciao a tutti!